In vista delle imminenti precipitazioni annuali proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie previste dall'amministrazione comunale di Agrigento. Nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento straordinario di pulizia lungo il viadotto Emera, nel tratto compreso tra il piazzale Rosselli e il viadotto stesso, e viceversa in direzione di Fontanelle. L'operazione è stata mirata all'eliminazione degli accumuli di acque dovuti al materiale che si è depositato nel tempo, che ha ostruito le caditoie, creando veri punti critici per la sicurezza della circolazione. L'intervento, realizzato sotto la supervisione del personale del Comune di Agrigento, ha comportato la rimozione di detriti, fogliame, materiali che avevano generato ristagni d'acqua, specialmente nei punti più vulnerabili del viadotto Emera, rappresentando un grave pericolo per gli automobilisti, in particolare durante le piogge. Il corretto deflusso delle acque meteoriche è stato ripristinato, contribuendo così a migliorare la sicurezza stradale. Questi lavori rientrano in un programma di manutenzione straordinaria avviato dall'amministrazione comunale di Agrigento, che con proprie risorse ha pianificato per tempo le opere necessarie a garantire la sicurezza e la fruibilità della viabilità urbana. Il Comune continuerà a monitorare la situazione, intervenire prontamente, estendendo la polizia anche ad altre zone della città, al fine di prevenire ulteriori disagi legati alle condizioni meteo. Questo quanto comunicato dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Agrigento Principato.